Innovazione non è infatti tecnologia, ma innovazione è cultura. E quanto mai quindi un'azione di innovazione deve per forza portare la formazione, la cultura dell'innovazione nel tessuto su cui poi si vuole fare sviluppare nuovi prodotti, nuovi servizi, e quello che oggi sta andando anche oltre il concetto di prodotto o servizio, che è l'esperienza degli utenti. Per sviluppare un'esperienza degli utenti bisogna saper gestire progetti di innovazione, e gestire progetti di innovazione non è una questione di tecnologia, ma una questione di cultura e di strumenti culturali per poterla gestire. Questo è il messaggio fondamentale che emerge anche oggi nei diversi interventi, dove abbiamo capito che sappiamo quali sono gli strumenti tecnologici per farla, ma è come combinarli, è come farci venire nuove idee, è come anticipare i bisogni degli utenti e dei nostri clienti. Queste sono le problematiche che, se ben risolte, portano poi a un progetto innovativo non solo nel senso, e anche questo l'abbiamo visto, l'abbiamo sentito, non solo nel senso dello sviluppo di nuovi prodotti e servizi, ma anche nuovi modelli organizzativi e quindi nuovi modelli di business per poter realmente diventare più competitivi nella nostra realtà veneta, che è una realtà di piccole e medie imprese, non è una realtà di grandi imprese, e quindi ha un modello ben preciso, e i vecchi programmi di innovazione e ricerca di lungo termine non sono più i programmi adeguati. Quello che ci serve è avere la cultura per poter sviluppare programmi di innovazione applicata di breve termine.